C'è la necessità di essere supportati sia a livello nazionale ma anche europeo, perché per intervenire in questo contesto è necessario anche avere un sostegno economico. Risorse vere, strumenti adeguati, questo chiede l'industria veneta al governo e all'Europa nei giorni in cui tra incubo dazi e crisi geopolitiche le variabili si moltiplicano. Sullo sfondo le due transizioni in corso, digitale e green, che passano non solo per Roma o Bruxelles, ma anche per i singoli territori. Ogni cosa per essere messa a terra ha bisogno di fatti concreti e ritengo che quando c'è una cooperazione si collabora per un fine comune, si riesce a raggiungere l'obiettivo e noi ci mettiamo a disposizione perché diventa fondamentale difendere anche l'industria in un'epoca in cui magari non è stata propriamente difesa. Da qui il nuovo appello di Confindustria Veneto Est, la seconda territoriale d'Italia. Serve, dice Carron, una nuova politica industriale ancora più urgente nei giorni in cui l'Istat certifica come il lavoro sia sempre più povero. Salari e produttività vanno di pari passo e quando si riesce ad avere un equilibrio di questi elementi, allora si può raggiungere la competitività e anche la sostenibilità dei salari stessi. Ma è proprio in questo tema che diventa fondamentale l'attrattività. Giovani e welfare, il binomio che per gli industriali va rilanciato. Quanto ai dazi, si è detto nell'ambito della settimana della sostenibilità, va evitato il panico. Sono dei giorni critici perché le paure aumentano. Diamo paure su nuove paure rispetto a delle scelte che mi sembrano delle scelte fatte da dei bambini. Siccome non so dove girarmi, sparo. Se posso usare il termine sparo. Sparo e vediamo come reagiamo. Strategia, calma, equilibrio, relazione. Bisogna recuperare il tempo perduto. L'unico modo per farlo è lavorare sull'integrazione europea. Non si dà a nessun imprenditore che da solo in uno scenario di questo tipo ce la possa fare, ma non si dà nemmeno a nessuna nazione che da sola ce la possa fare.